Eccoci nuovamente in diretta con la giornata dei Veneti del Mondo, un evento, un appuntamento online dovuto alle restrizioni causate dall'emergenza sanitaria che ha attanagliato l'intera umanità. Parliamo ovviamente del Covid-19, ma da bravi veneti noi non ci arrendiamo e sfruttiamo anche le attuali tecnologie messe a disposizione ed eccoci qui puntuali giovedì 11 novembre 2021 con la giornata dei Veneti nel mondo, la grande storia dell'emigrazione veneta. Siamo arrivati alla sesta parte di questo appuntamento in cui la protagonista sarà sempre l'immigrazione veneta, ma in questo caso raccontata attraverso lettere e fotografie. E a curare questa parte, la sesta parte di questo evento, è la nostra Giulia Francescon, coordinatrice del gruppo giovane dell'Associazione Veronesi nel Mondo. Lascio subito quindi la parola a Giulia e ovviamente la ringrazio. Saluto a tutti i veneti, non solo qui nel Veneto in Italia, ma anche all'estero, coloro che sono partiti e magari sperano di ritornare. E in questa oretta staremo insieme, parleremo dell'immigrazione bellunese, immigrazione non solo all'estero, ma anche interna, all'interno dell'Italia. E ho deciso di dividere questa presentazione in due parti. Nella prima parte vorrei parlare dei mestieri dei bellunesi per onorare la loro capacità di adattamento, la loro forza non solo fisica, ma anche la loro forza d'animo. E nella seconda parte invece parleremo delle lettere, quindi lo scambio epistolare tra i bellunesi rimasti e i bellunesi che erano partiti. Questa seconda parte, secondo me, sarà molto importante perché siamo magari abituati a conoscere l'immigrazione attraverso i dati storici, quindi da un punto di vista un po' indiretto, no? Di uno storico. E invece conoscere i loro sentimenti e conoscere cos'è l'emigrazione dal loro punto di vista diretto, secondo me è fondamentale per vedere anche un po' un lato diverso di questo fenomeno. Perciò iniziamo con la presentazione. Ecco qui, come vedete, prima parte i mestieri dei bellunesi, seconda parte le lettere, quindi iniziamo con i mestieri dei bellunesi. Innanzitutto bisogna dire che il fenomeno dell'immigrazione colpisce tutta la provincia di Belluno, non solamente gli uomini, ma anche le donne e i bambini. Parliamo di emigrazione all'estero, quindi verso la Svizzera, l'Austria, Francia, Belgio, Romania o ancora più lontano come in America Latina, Australia, Stati Uniti. Parliamo, come detto prima, anche di immigrazione interna, quindi bellunesi che da Belluno si spostano in grandi città come Milano, Torino, Roma, Trento, eccetera. Parliamo di immigrazione temporanea, di immigrazione definitiva, quindi parlare dei mestieri sarà un modo anche per onorare i nostri nonni, bisnonni, nonne e bisnonne che hanno fatto tanto per la loro vita, per migliorare la loro condizione, anche quella della propria famiglia. Per iniziare, direi di parlare delle balie, quindi iniziamo con le donne perché spesso, secondo me, da quello che ho visto, pensiamo che l'emigrazione sia stato un fenomeno che abbia coinvolto più che altro gli uomini e invece anche le donne sono state coinvolte, magari in un modo un po' diverso, però comunque anche loro hanno dovuto affrontare questo fenomeno e tutto ciò che esso comportava. Le balie, perché le balie? Perché le donne bellunesi, tante di loro, decidono per sostenere economicamente la propria famiglia di fare questo lavoro molto difficile, soprattutto dal punto di vista psicologico. Innanzitutto la neomamma doveva fare delle visite per ottenere un certificato che dimostrasse fosse in buona salute e per poter poi esercitare. Emigravano quindi in una città grande dell'Italia, come poteva essere Torino, Roma, eccetera, quindi lasciavano il loro bambino appena nato per andare ad allattare ed accudire il bambino in una famiglia più ricca. Quindi rischiava di crearsi un distacco emotivo, fisico tra la mamma e il bambino biologico e questo comportava tante difficoltà. La mamma poteva sentirsi in colpa, poteva provare tantissima nostalgia, mentre il bambino rischiava anche di dimenticarsi della propria mamma biologica e soffrire anche dal punto di vista fisico perché non poteva ricevere il latte della propria mamma. Però magari in questo momento potremmo pensare che fosse una scelta un po' forse egoista di queste donne, però dobbiamo metterci nei loro panni e vivere anche quel contesto storico che era molto difficile per tutti quanti. Ecco la prima foto.
ho deciso di prendere questa, una balia in Piemonte nel 1916, quindi già all'inizio del 1900 le donne bellunesi esercitavano questo lavoro. Quindi qui vediamo una balia con il bambino che lei accudiva. Se andiamo avanti invece troviamo anni 30, qui siamo a Milano e qua sono delle balie bellunesi ai giardini. Una cosa interessante è che ci sono delle foto che ritraggono tante balie, magari tutte bellunesi, tutte che si ritrovavano nella stessa città e assieme passavano il tempo, no? Con i loro bambini, fra virgolette, quelli che accudivano delle famiglie più ricche. Forse era anche un modo per sentire un po' meno la nostalgia di casa, che era molto grande ovviamente. Qui abbiamo una bellissima foto di Alba Tasin di Nemeggio, che è stata a Bali a Torino negli anni '20. E qua, come dicevamo prima, c'erano dei certificati, quindi non tutte le donne che avevano appena partorito potevano esercitare il mestiere della balia, ma dovevano ricevere un'autorizzazione. Qui è molto interessante perché si vede che è stato rilasciato questo certificato dal comune di Santa Giustina. Qui autorizza e con il timbro, è un reperto storico, se così si può dire. La balia in questo caso è Marianna Cossalter di Mel, del 1922 addirittura. Quindi è molto interessante anche vedere questa parte, che non deve essere stato appunto facile, insomma, ci fa capire perché erano proprio esaminate bene, fra virgolette, le donne prima che potessero esercitare il mestiere delle balie. Qua è Maria Corso, balia a Milano assieme alla famiglia Brambilla, presso la quale lavorava. Quindi diciamo che le balie non vivevano isolate all'interno della famiglia per la quale lavoravano, ma a volte venivano anche accolte, venivano considerate un po' come un altro membro della famiglia. La successiva, ecco qua siamo nel 1938 a Torino, Elvira Capraro di Cet, che balia presso la famiglia Segre. Si creava anche un legame molto forte tra la balia e il bambino o la bambina che la balia accudiva, e molto spesso ci sono anche delle testimonianze di lettere che i bambini ormai adulti scrivevano alla propria balia quando ormai era ritornata nel bellunese. Torino, seconda metà degli anni '20, gruppo di balie con i rispettivi bambini. Come dicevamo prima, molto spesso le balie si ritrovavano assieme, probabilmente per sentire un po' meno la nostalgia di casa. Ecco qua, Milano 1940, Giovanna De Cet di Feltre, era una balia da latte. Nella foto Giovanna Daniela, la bambina che allattava e accudiva, e la madre naturale sono al parco. Quindi anche in questo caso dalla foto si presume che avessero creato anche un legame fra di loro, quindi non è che la madre adottiva la balia dovesse restare da sola sempre con il bambino, ma aveva anche appunto la compagnia della mamma biologica. Anni 30, gruppo di balia al parco con i rispettivi bambini, e troviamo anche qui quello che dicevamo prima. E adesso passiamo ai seggiolai, quindi tutt'altro mestiere. Questo più che altro esercitato da uomini, però anche da bambini, perché all'inizio abbiamo detto che l'emigrazione coinvolgeva solamente gli uomini, ma anche le donne e anche i bambini. Sembra strano, però anche i bambini. I seggiolai che erano conosciuti per la loro arte di impagliare le sedie, che si può definirla proprio una vera e propria arte. Siamo fine anni 70, Pietro De Cian, caregheta perché così erano chiamati, qua di Sospirolo. I caregheta nel dialetto venivano definiti così i seggiolai, quindi qua si può vedere Pietro De Cian intento nella realizzazione di una sedia. Ecco un'altra foto, qui invece siamo a Pisa, fine anni 30, quindi i caregheta non si spostavano solo all'interno della provincia di Belluno, ma anche fuori. Pietro De Cianna al centro con due amici partiti da San Zenon di Sospirolo per la Toscana, dove facevano i caregheta. Quindi interessante anche vedere con che mezzi viaggiavano, con la bicicletta e tutto quello che dovevano portare sulle spalle. La prossima
Enrico e Giuseppe De Colle, seggiolai di Lavalle a Pinerolo nel 1924. Anche qui si può notare tutti probabilmente gli attrezzi qui che utilizzavano con le sedie, la paglia, è molto interessante anche appunto vedere questo aspetto. Allora, qui siamo sempre, no, qui siamo a Pistoia, non più a Pisa. Anni 50, quindi passiamo al dopoguerra. Seggiolai di Gosaldo, perché Gosaldo è stato uno dei comuni di Belluno dove c'erano più seggiolai, dove si faceva appunto questo mestiere. Ettore Chiea a destra con il figlio Fiorello a sinistra e il Gaburo Isale al centro. E Gaburo, perché prima parlavamo appunto dell'emigrazione che coinvolge anche i bambini, i ragazzini, i Gaburi erano gli aiutanti dei Caregheta, ovvero coloro che imparavano l'arte dell'impagliatura delle sedie e poi la esercitavano una volta adulti, quindi diciamo erano come degli apprendisti. Gruppo di seggiolai con i loro giovani aiutanti, i Gaburi appunto, come dicevamo prima. Guardate la foto, è stupenda, si vedono un sacco di sedie, loro che stanno lavorando, gli aiutanti, si vede proprio che sono dei ragazzini. Haute-Garonne, Francia, seggiolai di Gosaldo, perché appunto è interessante anche questo particolare, che non solo esercitavano all'interno della provincia di Belluno, non solo in Italia, ma andavano anche all'estero, quindi erano conosciuti per la loro arte anche all'estero, quindi fa onore, no? Sapere che la loro arte fosse conosciuta anche oltre i confini nazionali. Gruppo di seggiolai a Gordini, in provincia di Savona, dove si trovano per lavoro e sono circa gli anni 40. Qua siamo sempre in Francia, vicino a Parigi, ma siamo all'inizio degli anni 20, gruppo di seggiolai di Taibona a Gordino. Il primo da sinistra è Umberto Rampellini, la terza da sinistra è la moglie di Umberto, Anna Paganin, con in braccio la figlia Carmela. Quindi si può dedurre da questa foto che il lavoro dei Caregheta coinvolgesse un po' anche tutta la famiglia, quindi tutti erano coinvolti probabilmente ad aiutarsi a vicenda. Le cromere. Torniamo alle donne, anche se non erano solo le donne che esercitavano questo lavoro, perché erano anche gli uomini. Chi erano? Erano dei venditori e venditrici ambulanti. Cosa vendevano? Panni, immagini religiose, utensili di legno e solitamente erano divisi in gruppi. A capo c'era, fra virgolette, chiamiamolo così, un padrone, una persona che coordinava e che dava loro gli utensili, tutti gli oggetti che poi le cromere e i cromeri vendevano. Dovevano viaggiare per tantissimi chilometri, anche qui all'estero, in Svizzera e in Francia, e si portavano tutto sulle spalle. Vedremo poi delle foto di queste donne che portavano queste, li chiamavano le caselle, sulle spalle, piene di oggetti, e pensate che dovevano trasportare tutto questo peso per chilometri, quindi ci voleva molta resistenza. Le cromere Viola Resenterra a destra e la cognata Elena Fiorenza, in una foto scattata a Balstal, speriamo di aver pronunciato correttamente, nel 1941, quindi vedete quanto si portavano dietro, quindi qua si vedono poi anche i panni che poi vendevano, degli oggetti che solitamente le cromere vendevano. Questa è la cassella, quindi questa specie di zaino, si potrebbe chiamare, di gerla che portavano sulle spalle. Vediamo la prossima foto. La famiglia Slongo di Faller Sobramonte, emigrati in Svizzera, dove con la cassella vendevano bottoni, aghi, filo per cucire, eccetera. Questa è una fotografia della seconda metà dell'Ottocento, quindi ancora nell'Ottocento i nostri bellunesi esercitavano questo lavoro. Anche qua potete vedere la cassella che si portavano dietro. La Cromera Lamonese Maria Resenterra, con la cassella in spalla, nei pressi della stazione di Nebicon, speriamo sempre di aver pronunciato giusto, i nostri veneti in Svizzera mi sapranno dire. Qua siamo addirittura nel 1960, non è passato tantissimo tempo, perché sembrano mestieri fino a 800, inizio 900, e in realtà sono abbastanza vicini a noi. Quindi anche qua, guardate tutto il peso che questa signora doveva portarsi dietro.
Questa è una cromera di Lamon, inizi del Novecento. Anche qua si può vedere tutto quello che questa giovane donna si doveva portare appresso. Ok, questa è una fotografia molto interessante. È la fotografia della cromera Palmarese in terra da Rugna, pubblicata sul Luzerner Nachrichten, speriamo di aver pronunciato giusto, che era un giornale di Lucerna. Una foto scattata attorno al 1957. L'articolista la indica come Jutta Fraulein, mamma mia, il tedesco, signora della capanna, per l'enorme cassella che portava. Nei pressi del cantone di Lucerna, dove vendeva la sua merce, veniva anche chiamata Glücksbringerin, quindi portatrice di fortuna. È interessante anche questa testimonianza e questa fotografia. Qui invece siamo a Winterthur, anni 70, una fotografia a colori. Anna Boldo di Lamon nel suo quotidiano cammino per le strade della Svizzera. Quotidiano cammino quindi vuol dire che tutti i giorni sicuramente si faceva tantissimi chilometri. E anche qui guardate tutto quello che questa signora si portava appresso. Qui siamo negli anni 70, quindi una cinquantina di anni fa più o meno, non è passato molto tempo. Adesso parliamo delle ciode, anche in questo caso parliamo di donne. Che erano le ciode? Erano delle braccianti, delle contadine, delle domestiche che svolgevano un lavoro stagionale nel Trentino. E anche in questo caso ci voleva ovviamente molta resistenza, non è facile lavorare la terra e il lavoro manuale, no? Delle volte può essere anche molto stancante. C'erano le ciode, quindi donne giovani, 20 anni più o meno, e poi le ciodette ragazzine più piccole. E vediamo le fotografie per raccontare della loro storia. Qua è una foto di gruppo di ciode, come dicevamo, o ciodete, le giovani donne bellunesi impiegate come braccianti o domestiche stagionali in Trentino. Il nome, è curioso anche il nome, perché deriva probabilmente dal loro uso di scarpe chiodate. Così sembra che sia l'origine. Il mercato delle ciode, abituale ritrovo delle giovani braccianti bellunesi sotto Tiglio in piazza del Duomo a Trento, perché cosa succedeva? C'era questo mercato, si può proprio chiamarlo così, e le donne arrivavano a Trento e lì c'era un proprietario terriero, ad esempio, che aveva una sua proprietà, una casa, una villa magari, chi lo sa, che sceglieva tra queste donne la donna che avrebbe lavorato nei campi che lui possedeva all'interno della casa. Diciamo che era un'assunzione, una giornata di colloqui di lavoro, se possiamo chiamarla così, però è molto forte il fatto che venisse chiamato il mercato delle ciode, perché al mercato solitamente si vendono oggetti, qua invece si sceglievano persone. Due ciode di Sedico impegnati in lavori agricoli nel Trentino nei primi anni del Novecento. Abbiamo anche questa testimonianza di questa fotografia. E adesso i gelatieri perché molto spesso il bellunese è associato alla produzione di gelato, no? In Austria, Olanda, in Germania. E inizialmente i nostri bellunesi vendevano il gelato come venditori ambulanti, però ad un certo punto sono state fatte delle regole che ritenevano illegale la vendita di gelato, in questo caso come venditore ambulante, e i bellunesi cosa hanno fatto? Hanno creato quelle che sono chiamate oggi le gelaterie, che ancora adesso sono molto conosciute all'estero, pensiamo ad esempio ai gelateri in Germania. Anche qua si tratta di un lavoro stagionale, quindi per un tot di tempo i bellunesi andavano all'estero e vendevano il gelato. Vediamo le fotografie. Qua siamo a Mestre, perché appunto non era solo all'estero, ma anche all'interno dell'Italia. Inizio anni 30, Alberto Gavaz con il carrettino del gelato e la tromba per richiamare clienti. Qua appunto si vendeva il gelato come venditore ambulanti, no? Se così si può dire. Quindi è fantastico questo carrettino, è proprio, chiamiamolo un'opera d'arte, si può definire così. Anche qui siamo a Borken in Germania nel 1957, questo è Romano De Cesaro. Quindi anche qua vendere il gelato come da una parte all'altra, no? Quindi non stando in un posto fisso come poi sono le gelaterie al giorno d'oggi.
Cincinnati, Stati Uniti addirittura, quindi non solo in Italia, non solo in Europa, ma anche all'estero, e all'estero molto più lontano, quindi negli Stati Uniti in questo caso. Siamo agli inizi del Novecento, Aurelio del Favero, di Vodo di Cadore, attira due curiosi, due persone incuriosite, col suo carro di gelati. Avanti. Düsseldorf, Eiscafé Dolomiten di Alberto Gavaz. Quindi questa è proprio una gelateria come quelle che conosciamo adesso. Qua siamo in Germania, a Mühlsauen, speriamo di aver pronunciato giusto, 1900. Qua invece vediamo la preparazione del gelato, il ciclo completo della preparazione esclusivamente a mano, quindi molto difficile, non con i macchinari che utilizziamo adesso. Da notare la mantecatrice immersa nel mastello riempito di ghiaccio e fatta girare a mano, sì, perché si metteva il ghiaccio appunto per raffreddare quello che poi sarebbe stato il composto del gelato. Mantecatrici manuali inizio Novecento, quale possiamo vedere più da vicino. Guardate che opera d'arte, qua è tutto opere d'arte, ma i nostri bellunesi si facevano conoscere appunto per le loro grandi capacità. Vienna 1906, Maria e Paolo Ciprian, con la prima mantecatrice azionata elettricamente, quindi finalmente i bellunesi potevano avere un po' di sollievo, non dover fare tutto a mano il gelato, ma anche con l'aiuto un po' dell'elettricità. Adesso cambiamo totalmente e passiamo ai minatori, un ruolo diciamo purtroppo molto triste, quello dei minatori che emigravano in Belgio, Lussemburgo, Stati Uniti, Francia. Cos'è successo? Che i minatori, ovviamente quello dei minatori è un mestiere che esisteva ancora dall'Ottocento, ma c'è stato un periodo più triste, ovvero nel dopoguerra, quando il Belgio e l'Italia decidono di fare un patto, perché l'Italia era disastrata nel dopoguerra, il Belgio aveva le miniere, quindi poteva offrire il lavoro, quindi l'Italia si impegnava con questo patto a inviare all'anno un tot di minatori e il Belgio in cambio dava del carbone in più. Quindi i nostri italiani, i nostri minatori sono stati utilizzati un po' come merce di scambio. E d'altra parte, insomma, si doveva accettare un po' qualsiasi cosa, perché in un'Italia devastata come nel dopoguerra era difficile trovare lavoro e quindi si accettava di tutto pur di mandare avanti la propria famiglia, più di avere quel sostegno economico in più. Ci sono vari episodi molto tristi della storia dei minatori, però li vediamo assieme man mano con le foto. Questo è un gruppo di minatori, tra cui i veneti e un bellunese, all'ingresso dei pozzi della miniera di Thieu, in Belgio, nel 1926. Quindi si può già osservare come venivano vestiti, quindi non avevano né scarpe né vestiti adatti per affrontare le viscere della terra, per affrontare anche i pericoli che si portavano, come frane, ad esempio, inondazioni. E vedete che dovevano scendere utilizzando questa lanterna. Qua siamo in Pennsylvania, negli Stati Uniti, nell'agosto del 1923. Il primo in basso da sinistra è Stefano Cecchin di Meano, quindi come dicevo prima non andavano solamente in Europa ma anche negli Stati Uniti, quindi ancora più lontano. Qua siamo a Marcinelle, 52-53, qua si possono vedere gli alloggi dei minatori, perché ad ogni minatore veniva offerto, se così si può dire, un alloggio vicino alla miniera. Marcinelle purtroppo è conosciuta per il grave disastro di Marcinelle e sono morti molti italiani, tra cui anche dei bellunesi, per uno scoppio all'interno della miniera, una pagina tristissima della nostra storia dell'emigrazione. Ecco più da vicino un minatore, questo di San Gregorio, nelle Alpi, nella provincia di Belluno, dopo 8 ore di lavoro nelle viscere della terra. Siamo in Belgio nel 1956. Quindi, ancora una volta, vediamo un minatore con vestiti non appropriati, sicuramente non avevano scarpe antinfortunistiche, e quello che dovevano sopportare, quindi emergevano dopo 8 ore nel buio, totalmente sporchi, e ovviamente stanchissimi, avendo dovuto sopportare 8 ore di lavoro molto, molto stancante, non solo per tutti i rischi che potevano esserci, come dicevo prima, inondazioni, frane, ma anche per la mancata luce per 8 ore di fila.
San Gregorio è stato uno dei comuni del Bellunese che ha sacrificato più minatori, se così si possiamo dire. Infatti a San Gregorio nelle Alpi c'è un viale che si chiama il Viale delle Lampade Spente per ricordare il sacrificio dei nostri minatori. La discesa dei minatori nelle viscere della terra. Come vedete veniva l'ascensore, chiamiamolo così, poteva essere diviso in vari piani per fare in modo che più minatori potessero scendere alla volta. Vedete come restavano tutti schiacciati, tutti seduti, tutti vicini, non c'era spazio. Vedete che anche in questo caso erano coinvolte anche le donne che avevano un ruolo fondamentale all'interno delle miniere. Ovviamente non scendevano come i minatori nelle viscere della terra, però ad esempio dovevano trasportare il carbone con le carriole da una parte all'altra e anche questo era un lavoro molto difficile. Molti minatori venivano un po' abbagliati dalla propaganda falsa che veniva fatta, non rendendosi veramente conto di quello che avrebbero dovuto sopportare. Tanti restavano scioccati dalla prima discesa giù nel buio della terra. E non era ovviamente un lavoro facile per niente. Lavoratori italiani e prussiani di fronte alla miniera di Volmerange a Lussemburgo. Guardate quanti erano. Ecco, il famoso manifesto rosa che invitava gli italiani ad andare a lavorare nelle miniere del Belgio, quindi una propaganda che spesso era un po' falsa. Tra i vari problemi che i nostri minatori dovevano affrontare era il problema della silicosi, quindi questa malattia dei polmoni, perché respirando le sostanze tossiche all'interno delle viscere del sottoterra, restavano per tutta la vita con i polmoni pieni di queste sostanze che portavano a tanta tosse e alla difficoltà a respirare e portava a volte ovviamente anche alla morte. Parliamo invece adesso degli scalpellini, anche qua più che altro un lavoro di uomini. Da dove venivano? Soprattutto da Castellavazzo e da Longarone. Ecco qua, scalpellini e tagliapietre in una zona a nord di Dortmund. Il sesto da sinistra nella fila in basso, il più alto di tutti, è Luigi Furlan di Castellavazzo. Fino a 800, primi del Novecento, gruppo di scalpellini, tagliapietre e cavatori bellunesi nell'impero austro-ungarico. Eccoli qua, che li possiamo vedere. Scalpellini longaronesi in Baviera nel 1910. Guardate quanti erano. Anche questo è un lavoro molto pesante e ovviamente molto difficile. E pericoloso sicuramente. Lussemburgo, qui siamo a Lussemburgo, anni 50, quindi facciamo un salto nel tempo. Questo è un gruppo di scalpellini di Tambre. Qua siamo a Montfaucon, in Francia, nel 1930, scalpellini di Castellavazzo in un gruppo di veneti. Quindi non erano solamente bellunesi, ma potevano anche essere di altre zone del Veneto. Close Slots, il Canton Berna, Svizzera, speriamo di aver pronunciato giusto, 1912, tagliapietre e scalpellini, questa volta di Codissago, ma siamo sempre comunque nella zona di Longarone. Arriviamo all'ultimo mestiere che sono gli zattieri. Anche questi venivano da Codissago, Longarone, un lavoro anche questo non facile perché ci voleva tanta resistenza fisica, perché gli zattieri dovevano restare come i menadas tante ore all'interno dell'acqua, quindi sempre con i piedi bagnati, e comunque navigare su quello che poteva essere il Piave, ad esempio, o comunque altri fiumi all'estero, non era sicuramente facile. Vediamo un po' le fotografie. Qua sono zattieri di Codissago sulla Drava in Austria. Guardate che costruzione pazzesca. Eccoli qua, altri. Qua siamo in Austria nel 1903. Sono zattieri di Codissago sul fiume Drava, nell'alta valle omonima. Da sinistra vediamo anche un po' i nomi: Antonio Losso Cota, Pietro Olivier Cote, Domenico Olivier Bibi, Cesare Vazza, Spagna, Pietro Olivier Piat, Carlo Losso Barisce, Giuseppe Vazza, Spagna, Pietro Losso Binta.
era giusto anche, insomma, fare i nomi di questi nostri emigranti. Qua abbiamo sempre degli zattieri di Codissago sul fiume Lutru, questa volta in Romania, perché addirittura in Romania i nostri bellunesi sono emigrati. Qua siamo nell'anno 1905. Poi io trovo fantastico vedere queste fotografie molto vecchie perché hanno più di un secolo, sono proprio dei pezzi di storia. Zattieri sempre di Codissago, in Austria, sul fiume Salzach. Guardate poi la forza di questo fiume, quindi difficile da domare le onde, le acque dei fiumi. Abbiamo sempre zattieri di Codissago, nel Caucaso, anno 1912. Ecco, abbiamo terminato la prima parte dei mestieri bellunesi, adesso invece passiamo alla seconda, che è quella delle lettere. Ripeto, per me è stato importante raccontare anche questa parte perché, come dicevo, secondo me delle volte ci concentriamo molto sui libri di storia che vanno benissimo perché è giusto conoscere anche questa parte dell'emigrazione, quindi i dati, i numeri, però delle volte magari il fenomeno dell'immigrazione è raccontato da uno storico, quindi magari qualcuno che non ha mai vissuto il fenomeno dell'immigrazione. E invece leggere le lettere, quello che gli stessi bellunesi in questo caso scrivevano alle famiglie che erano rimaste in provincia di Belluno, e vedere la loro testimonianza diretta, secondo me è un qualcosa in più per conoscere al meglio questo fenomeno, per conoscere la loro esperienza, i loro sentimenti e molte volte queste lettere, ovviamente non è come adesso che è molto facile, mandiamo un messaggino e sappiamo che arriva subito. Le lettere magari ci stavano tantissimi mesi ad arrivare, a volte non arrivavano e è molto bello leggerle, fanno, come dire, molta tenerezza perché si conosce un lato di queste persone e si conoscono i loro sentimenti e sono persone anche che probabilmente facevano anche fatica a scrivere perché l'educazione non era come adesso, molti di loro magari non sapevano scrivere bene, quindi anche vedere un po', leggere i loro errori in italiano fa capire anche un po' la condizione dell'epoca, no? E ci fa capire anche che non fossero delle persone ricche, non potevano concedersi il lusso di andare a scuola e ovviamente delle volte dovevano per forza emigrare per trovare una situazione migliore. Ecco qua, leggerò poi qualche lettera che sono molto curiose. La prima, lettera da Filadelfia, negli Stati Uniti, scritta nel dicembre 1960 da Mirko Talamini di Vodo di Cadore alla sorella. E dice così: cara sorella e nipote, prima di tutto ti dirò che ho ricevuto il formaggio, tutto per bene, e è buono, ma ne hai mandato troppo, che solo io mangio il formaggio, che mi basterà non so quanto tempo. Tu mi hai scritto sulla tua ultima che si trovava il formaggio di pecora, me lo spedivi, ma non mandarlo perché ti ho detto ce n'ho troppo ora e dopo viene l'estate, qui fa caldo e allora si mangia altre cose. È proprio una conversazione molto semplice, ma fa capire anche un po' quello che si scambiavano fra di loro, quindi in questo caso la famiglia ha avuto la gentilezza, la cortesia di spedire il formaggio che magari poteva ricordare anche le nostre montagne. Vediamo la prossima. Lettera di Antonia Mazzini alla nonna scritta nel marzo del 1931 da Torrington, Connecticut, Stati Uniti. Una lettera che è stata ritrovata a Fonzaso. Questa è un pochino più lunga e dice: nonna cara, dopo un lungo tempo che non vedo vostre nuove, oggi mi sono disposta a farvi sapere la mia ottima salute assieme a tutta la mia cara famiglia e così spero di trovare il simile di voi che tanto vi voglio bene. Nonna, ho sentito che parte di mia sorella Giovanna per parte di mia sorella Giovanna che vi trovate malata già da lungo tempo. Non potete immaginare quanto mi è dispiaciuta sentire tutto questo e sapendo che non avete la mano del vostro cuore, o se almeno potessi esservi ancora al vostro fianco, una volta, una sola volta a poter aiutare il vostro corpicino che tanto e poi tanto ha fatto per me. Ebbene, nonna, datevi coraggio, il coraggio sempre, che anch'io, sebbene lontana, ma vicina col cuore. Altro non saprei che salutarvi di vero cuore assieme alla mia sorella Giovanna. Cara nonna, siamo che qui in anni tristi, ma essendo da voi sempre tanto amata, vi voglio spedire $5 che voi troverete un valia in questa piccola lettera. Quello sera un abbonamento
della vostra nipote Antonia Mazzini. Di nuovo vi saluto con tutto cuore, addio, ciao, saluti da tutta la mia famiglia. Quindi un po' la tristezza, no, di non poter essere lì, in questo caso con la nonna, di non sapere neanche quando si sarebbero potute rivedere. Quindi anche questa è l'immigrazione, è la sofferenza. La prossima invece, lettera alla madre e al fratello Tino, scritta da Apollonio da Ronco, emigrato da Vigo di Cadore negli Stati Uniti. Vediamo un po'. Allora, cara madre, qua siamo nel 1908. Da 20 giorni ricevetti la vostra gradita lettera, intesi l'ottimo stato di vostra salute come e di noi qui. Forse avrete ragione di strapazzarmi un poco per un motivo che vi trascuriamo un poco nelle lettere, ed avete ragione, ma il proverbio dive meglio tardi che mai. Qui il tempo fino adesso è stato messo male, così l'inverno anche quest'anno è andato al diavolo. Per conto del lavoro non guardo fuori neanche male fino adesso, abbiamo lavorato tutti e due e si spera anche questo estate, perciò staremo a vedere sotto le votazioni in autunno, perciò per tutti gli Stati Uniti è una miseria che sono migliaia di operai senza lavoro. Vedete che belle cose che fanno i miliardari americani, per 5 o 6 di loro sono migliaia di gente che patiscono fame e freddo. Il proverbio ha ragione, che il pesce grande mangia quello piccolo. Perciò la crisi è finita, le banche hanno tornato a circolare, perciò vedremo in seguito. Tra breve vi manderò qualche cosa di meno male. Intesi che nostro fratello prende moglie, cioè che avrà ormai preso, siamo contenti che fuori di ora, non è sicuro che gli auguriamo una lunga luna di miele ed altri tanti figli maschi. Altro non mi resta che caldamente salutarvi, unite ai parenti ed amici. Saluterete tanto vostra cognata a nome di tutti e due, sebbene non la conosciamo, e mi dichiaro sempre vostro figlio e fratello Apollonio da Ronco. Caro Tino, intesi che prendi moglie sono contento, ed hai ragione che avanti tempo non è più che certe bizzarrie per la testa non vanno. E se si pentisse quando che non è più tempo, cosa ti pare? Che dico bene o male? Per conto mio col tempo ti scriverò una lettera a proposito e allora saprai tutte le cose da principio fino alla fine. Sente, quelle pagliaccio crede che ti abbia spedito 1000 lire. Nando sta benone ed ha ricevuto lettera da Chechin Vidal. Scrive ogni 15 giorni ed è contento. Altro non mi resta salutarti unito a Nando. Saluti tutti amici e sono tuo fratello Polonio. Saluta tua moglie. È una lettera molto intensa che racconta tantissime cose e quindi, come abbiamo letto, si può conoscere anche un po' la situazione all'epoca degli Stati Uniti, no? Quindi molto simbolica la frase il pesce grande mangia quello piccolo, quindi ci fa raccontare un po' anche com'era purtroppo la situazione che molti emigrati dovevano vivere quando erano all'estero, quando c'era la crisi, quando c'erano delle difficoltà economiche. È una lettera che manca di tante virgole, di punti, appunto ci fa capire che purtroppo l'accesso all'educazione era solamente un privilegio per pochi. Allora, qui un'altra più breve. Lettera dagli Stati Uniti ai parenti, scritta da Mary Belfi, di Vodo di Cadore nell'ottobre del 1973, quindi ancora più tardi. Cara Amalia, con piacere ho ricevuto la tua lettera e sono contenta che state tutti bene, così pure, e di me. Ti vorrei domandare un favore di andare dal prete a vedere quando mi può dire la messa di Silvio, che le ho mandato $35 per mia nuora ancora in agosto e non mi ha fatto ancora sapere niente. Ti ringrazio tanto e scusami del disturbo. Tanti saluti a tutti, tua zia Mary. Quindi si nota anche che più si va avanti con gli anni, più queste lettere sono scritte con un italiano sempre un po' più migliore, no? Ci fa capire anche, se si può intuire, anche l'evoluzione che ha avuto il ruolo dell'educazione e l'accesso ad essa. Ok, questa è un po' più particolare. Lettera del 3 dicembre 1968, inviata probabilmente da Dubendorf, Canton Zurigo, e indirizzata a Celso Deppi a Folketswil, Canton Zurigo. Il mittente è un ingegnere della Swissborg. Speriamo di aver pronunciato bene. Signor Deppi, al termine del foro 11 la prego di raccogliere tutte le casse dei campioni dei fiori eseguiti e di portarle nel nostro magazzino. Il lavoro viene fatto in regia, per cui si faccia firmare dalla direzione lavori un rapporto a regia, colore del personale e di trattore impiegati. Cordiali saluti. E in realtà questa firma, ma non riesco a leggerla e
è indecifrabile poi in questo caso, peccato. Nota bene, complimenti per l'eccellente lavoro, si diventa tutti grassi, quindi non solo lettere alle famiglie, alla famiglia, però anche lettere di lavoro. Allora, vediamo invece questa. Lettera alla sorella scritta da Cecilia Belfi, Debona, emigrata negli Stati Uniti. La missiva spedita da Boston è del 31 dicembre 1929. Cara sorella, sono contenta che abbia ricevuta la procura in tempo e spero potrai adoperarla. Ti spedì una foto di Candy la scorsa settimana e una anche a Elia. Riceverai in questa 500 lire per te, augurandoti buon anno, tua sorella. Quindi vedete è già è la seconda lettera nella quale appunto chi la scrive dice che spedirà dei soldi. Quindi ovviamente i migranti all'estero, i bellunesi, ma tutti gli altri anche, non si dimenticavano delle proprie famiglie rimeste qui a Belluno, ma ogni tot, quando potevano, mandavano dei soldi alle loro famiglie. Lettera senza data, inviata da Angelo alla madre dalla città di Canaan, nel Connecticut, Stati Uniti. Una lettera trovata a Fonzaso. E recita così: Carissima madre, vi dirò che la nostra figlia Aleina ha una bella piccola figlia. Cara madre, di quelle maritate è solo quella che mi rispetta tanto e troppo brava per i genitori. Addio, cara madre, saluti e baci dalla mia moglie e Aleina, Mary, Angelina, per sempre il vostro figlio Angelo. Addio, 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 per sempre la vostra nora, Angela, Angela e Angelo. Ecco, passiamo all'ultima che è un pochino più lunga. Lettera di Caterina Minella alla madre, spedita dalla città di Joliet, capoluogo della contea di Will, nello stato dell'Illinois, Stati Uniti d'America. È una lettera che è stata ritrovata a Fonzaso e dice così: Siamo l'8 marzo 1932. Mia cara madre, anche quest'anno siamo prossimi alle sante feste pasquali e con tutto l'affetto ed amore che una figlia può avere verso la sua propria madre, io vi auguro di tutto cuore che il Signore vi conceda la grazia di poter passare queste sante feste felici e contente e perché possiate passarle non soltanto spiritualmente bene, ma anche corporalmente. Vi spedisco per mezzo della Banca di Napoli lire 100, come vi ho promesso nell'ultima mia lettera, che vi ho spedito insieme alle fotografie delle mie figlie Enrichetta ed Emma e che spero le avrete già ricevute. E con questo pochi denaro procurerete di aiutarvi nei vostri più necessari bisogni. Non dubitate, mia cara madre, che mai mi dimenticherò dei miei doveri che ho verso di voi e sempre procurerò di fare qualunque sacrificio per poter venirvi in aiuto nei vostri bisogni. E voi, dal conto vostro, cara madre, procurate di farvi coraggio più che potete e di non stancarvi di preghiere. Il Signore sia per voi che per tutti i vostri cari, perché tutti ne abbiamo bisogno e perché conceda a tutti noi la grazia di giungere e celebrare santamente le sue sante feste pasquali. E lui non mancherà certamente di esaudire le preghiere di una madre che supplica e prega per il bene spirituale e corporale dei suoi figli. Noi qui godiamo tutti di buona salute e speriamo che voi pure starete bene e che di tutto cuore vi desideriamo. In riguardo ai lavori ancora non c'è nessun movimento ed intanto viviamo nella speranza che presto questi benedetti lavori abbiano da cominciare per sollevare dai bisogni tante povere famiglie che si trovano in miseria. Io e la mia famiglia, cara madre, finora non ci è mancato niente. Ed anche quest'inverno abbiamo comperato 2 maiali ed un vitello ed abbiamo fatto tanti salami. O se il mio marito e i figli potessero avere lavoro, più contenta e felice di me, non ci sarebbe nessuno. Ma come ho detto qua, sopra bisogna avere pazienza e prendere le cose come piace al Signore di mandarci, senza arrabbiarsi o mormorare che infine poi non gioverebbero a nulla. Termino, cara madre, nuovamente salutandovi unita alla mia famiglia ed augurandovi felici e contente le sante feste pasquali e tanti anni ancora di vita. Mi firmo dichiarandomi la vostra affezionatissima figlia Caterina Minella. Mi saluterete tanto le mie sorelle con le loro famiglie. Qui troverete il vaglio postale necessario perché possiate presentarvi alle poste di Fonzaso per ricevere il denaro che vi ho spedito. E anche questa lettera è molto molto intensa perché fa capire la mancanza, la nostalgia, no? che provavano per le famiglie che avevano dovuto lasciare qui in Italia, fa capire anche che comunque all'estero non era sempre facile, perché questa Caterina Minella, questa signora, lamenta il fatto che comunque ci siano delle difficoltà a livello lavorativo, ma si aggrappa alla fede per sperare di poter
di poter trovare una soluzione anche per tutta la famiglia, però che comunque non si lamentano perché alla fine sono riusciti ad avere tante cose e quindi sono riusciti a cavarsela. Questa era l'ultima lettera e è stato un lavoro interessante, concludo dicendo questo, perché innanzitutto secondo me conoscere le proprie origini, conoscere la propria storia, no? Quindi mantenere la memoria è sempre un antidoto fortissimo. Conoscere il passato è la chiave per non commettere gli stessi errori, per non sbagliare adesso. E quindi questo lavoro è stato importante soprattutto per questo. Poi comunque è sempre curioso vedere delle fotografie che hanno ormai più di un secolo, vedere le persone come erano vestite, le acconciature che portavano, queste foto in bianco e nero, no, che dicono tantissime cose. E poi le lettere, ovviamente abbiamo già detto perché si scopre la parte più soggettiva di quello che è il fenomeno delle migrazioni. Auguro di nuovo una buona giornata dei Veneti nel mondo e grazie a tutti per l'ascolto. Grazie Giulia per questo viaggio che ci hai permesso di fare attraverso le fotografie, attraverso le lettere dei nostri emigranti. Lancio anzi un altro appello. Prima vi ho parlato del centro studi aleteia.it e questa piattaforma online che l'Associazione Bellonesi nel Mondo dedica alla raccolta fotografica e di numerosi documenti riferiti all'immigrazione bellunese. L'appello è questo: se avete documenti, fotografie, lettere riferite all'immigrazione vostra personale o dei vostri parenti o dei vostri discendenti, mettetevi in contatto in questo caso con il mio collega Simone Tormen all'indirizzo aleteia@bellonesinelmondo.it, perché è grazie a voi se potremo potenziare ulteriormente questa piattaforma e renderla fruibile anche a quanti studiosi e ricercatori vogliono fare dei percorsi di studi riferiti proprio all'immigrazione bellunese e veneta. Noi facciamo un'ulteriore piccola pausa, ritorneremo tra pochi minuti sempre in diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Siamo arrivati alla settima parte di questa giornata dei Veneti nel Mondo, la grande storia dell'immigrazione veneta. In questo caso sarò io a parlarvi, ma più che altro introdurvi, ad aprire questa finestra del nostro museo, il Museo Interattivo delle Migrazioni, che è presente proprio all'interno della sede dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Sarà un piccolo viaggio, una finestra appunto in cui potrete curiosare e vedere quello che offre il nostro museo, con l'invito ovviamente di venire a visitarlo in modo completo. Ritorniamo tra pochi minuti sempre qui con la giornata dei Veneti nel Mondo.